Grazie, buonasera a tutti. Allora, in questo momento penso che a distanza di quasi 60 anni dall'installazione del poligono di Capo Teulada, forse è un bene che iniziamo a fare un bilancio dell'impatto che questa scelta ha determinato sul territorio. Teulada è stato ribadito più volte in tutte le sedi, ormai è diventato un paese povero, piccolo. Avevamo quasi 6.000 abitanti quando è stato istituito il poligono, oggi siamo 3.800. Di questi 3.800 abitanti il 25% della popolazione ha più di 65 anni. I giovani sotto i 30 anni sono solo il 22% della popolazione. Quindi ci troviamo veramente in una situazione drammatica e di fronte a questo qualcuno dovrà dire cosa ha portato il poligono militare, quale beneficio alla comunità è arrivato. Qualche posto di lavoro, pochissimi, ci saranno un centinaio attualmente di lavoratori diretti che stanno andando anche ad esaurimento. I militari non possiamo considerarli teuladini, non possiamo considerarlo quello un beneficio per la comunità, anche perché di teuladini ce ne sono veramente pochi anche tra i militari. A questo punto questa versione di tendenza, questo declino non si è arrestato, non si arresta, anzi sta peggiorando. Di fronte a una situazione generale di crisi, Teulada vive una crisi oserei dire drammatica, una disoccupazione altissima, opportunità di lavoro non ce n'è, una comunità che vive di un po' di attività agropastorale, pochissima sicuramente, qualche posto di lavoro, beneficiamo dei poli industriali di San Rocco e di Portovesme, quello che è rimasto ovviamente. Quindi non vedo nessun beneficio. Quindi quando qualcuno qua dice noi ci scontriamo con qualcuno che si intestardisce a dire ma il poligono comunque crea occupazione e crea ricchezza, non è assolutamente vero. Se ne facciamo un'analisi di benefici e costi, possiamo dire che in termini di benefici è quasi nullo, i costi sono invece molto elevati anche in termini economici. Lasciamo perdere l'aspetto sanitario che ovviamente è molto importante, ma di cui io non sono competente, ma sicuramente non si potrà negare che come qualsiasi attività economica determina delle conseguenze sull'ambiente in cui è inserito, anche il poligono determinerà delle conseguenze. Gli americani i poligoni non li costruiscono sicuramente in territori popolati, li costruiscono sul deserto. I tedeschi pagano per addestrarsi, non li fanno le esercitazioni nel loro territorio. Quindi a noi ci trattano semplicemente da pattumiera o comunque come uno strumento per realizzare i loro obiettivi, e la popolazione non ci guadagna assolutamente niente. Teulada è stato ribadito, noi come movimento politico, come esponenti attivisti di Progress abbiamo ripetuto e lo ribadisco anche in questa sede che siamo per le dismissioni totali del poligono. L'obiettivo è comunque la dismissione sia del poligono di Teulada ma di tutti gli altri poligoni, perché la Sardegna non può dire che può utilizzare l'attività bellica come elemento di sviluppo della sua economia, assolutamente. Qualcuno ha detto si parla di attività particolari all'interno di un poligono, di professionalità elevate. Noi non ce le abbiamo queste professionalità elevate, e comunque si tratta di poche professionalità in relazione all'investimento economico che viene fatto, cioè parliamo di centinaia di persone, pochissime. L'investimento è però elevatissimo. Noi da questo punto di vista saremo una comunità che non è protagonista del proprio sviluppo, saranno gli altri che decidono cosa si deve fare e noi prenderemo le briciole, anche perché non ne abbiamo l'opportunità di essere i protagonisti. Il nostro saper fare non è sicuramente fare le bombe o testare le bombe, il nostro saper fare è altro.
utilizzare le conoscenze in campo agricolo, in campo dell'allevamento, nelle attività turistiche, in quello che era il nostro saper fare che ci hanno stato tramandate dalle generazioni precedenti. Non è che ci inventiamo dall'oggi al domani ingegneri nucleari o anche tecnici specializzati, anche se non ingegneri. Ci vogliono decenni, ci vorrà una generazione, forse 2, per poter creare questo. Nel frattempo cosa facciamo? Moriamo? Non possiamo, moriremo prima, non possiamo sperare di vivere di indennizi. Quindi, per chiudere il mio intervento e per non ripetere concetti che sono stati già abbondantemente ripetuti, ribadisco la posizione di Progress, dismissione immediata di tutti i poligoni, attraverso ovviamente un processo graduale che non si può dire che si possa realizzare dall'oggi al domani, attraverso un'azione programmata di bonifiche che devono portare al raggiungimento di quell'obiettivo. Alla comunità ribadisco, io credo che ci si può dividere sui modelli di sviluppo, ci possiamo dividere sulla visione che noi abbiamo dei processi economici, nella gestione delle risorse, però di fronte ad un obiettivo che è palese non ci possiamo dividere, dobbiamo rimanere uniti, perché l'obiettivo è sicuramente quello della dismissione. Solo così potremo pensare di diventare protagonisti del nostro futuro. Grazie.